ancora Tubani, è pressato da Monteverde, gliela toglie Venturini, c'è di là tutto solo Monteverde, viene servito altrettanto bene da Venturini che poi va vicinissimo al palo, bravo in uscita però Tarini a chiudergli lo specchio. Fila relativamente De Marco, ma la riprende comunque la Roma con il numero 4, 1-2 con Venturini, il tiro è molto bravo Tarini a rimanere in piedi e a respingere il pallone, cerca subito il lancio in avanti, molto buono proprio per il numero 7, Torri che calcia, ancora una volta Tarini in due tempi a bloccare, bel fischio, il tiro con il sinistro che passa, Tarini la ferma proprio sulla linea, ancora un ottimo intervento del numero 1 blu cerchiato. Parte Venturini, il tiro, ancora la parata del numero 1 della Golbet, poi però sotto misura arriva il tap-in del numero 8 Aronni e il 4-1 della Roma, calcio a 5 GSA che rimane in partita. Ora può ripartire Pace, c'è Tubani, ancora Pace, la sposta sul destro, sontuoso Tarini a dirgli di no e a negargli la gioia della doppietta personale. La battuta. Pace, ancora Pace, palla sul sinistro, calcia Tarini. Allora Stornelli si gira molto bene, lo ferma altrettanto bene Venturini che può far ripartire la Roma, scambia con Pace, ancora Venturini, il tiro Tarini, due volte Tarini, poi sulla linea Tubani, si salva la Golbet, ancora una volta ci pensa il numero 1 Tarini. Macere, Enrico Monteverde, Aronni, cambia tutto su e Torri di prima, Tarini questa volta con i piedi a fermare il tiro del giocatore della Roma, girarsi, arriva comunque il pallone a Enrico Monteverde, il tiro due volte Tarini a salvare ancora la Golbet, ottima la prestazione del numero 1.